un posto che non è solo arte, è condivisione, è inclusione. Ci sono due gallerie, una dedicata, promossa dalla ICS, dedicata ai ragazzi autistici del progetto Autismo, e c'è quella dedicata agli autisti friulani del Novecento. In questa mostra sono racchiuse opere molto importanti, anche pezzi inediti, e parliamo di Celiberti, parliamo di Anzi, parliamo di Basaldella, e io sono in compagnia della persona che ci ha dato la possibilità di realizzare questa meravigliosa mostra, perché lui è un collezionista d'arte, è un imprenditore. Loris Lorenzo Gori, benvenuto. Grazie. E grazie innanzitutto anche da parte di tutti noi per averci dato questa meravigliosa opportunità. Allora, innanzitutto raccontaci un po' la genesi di queste opere che tu hai e che ci ha dato la possibilità di esporre in questo contesto. Partiamo dall'inizio. Sono opere che in parte provenienti dall'eredità di mio papà, gallerista storico, collezionista storico, che da sempre, già dai primi anni 60, si è dedicato all'arte, creando anche l'associazione Unione Pittori Artisti Friulani, che seguiva direttamente ininterrotto il votato presidente fino a pochi anni fa, quando è morto. A quel punto lì la famiglia ha ereditato non solo le opere che sono qui, ma ripeto anche multipli, cioè come collezionisti più importanti tendevano a tenere dello stesso artista diversi momenti storici dell'artista. Quindi non so, andiamo dal Celiberti che è del 57-54 quando vive a Roma, al Celiberti che cambia stile nel 67 e così via dicendo. Per cui qui noi abbiamo deciso di portare una piccola parte di questa immensa galleria, dando la possibilità di mettere più nomi, quindi i quadri sono molto più piccoli, proprio per dare la possibilità di avere una parte dei pittori del Novecento, che ovviamente qui non ci sono esposti tutti. Questo è quello che mostra galleria che continua a crescere, perché negli anni la passione è rimasta. Siamo la terza generazione di galleristi e di negozianti nel nostro settore, cerchiamo ogni anno di implementare, di aggiungere qualcosa e di trovare qualcosa sul mercato che non c'è. Quindi i quadri non si vedranno più, altri se ne vedranno di nuovo. Questo è il concetto. Il papà è il fondatore di tutto questo, il mentore, il creatore di tutto questo, persona che ha vissuto fino all'ultimo minuto dedicandosi all'arte. Galleria Borgo Grazzano ancora a 86 anni, era la sua passione, andava a bere 4 bicchieri come si fa da buon friulano, e lui viveva attorno a quei quadri, scambi, e ovviamente ti do questo, dammi quello, portami via questo e ridammi l'altro, come si fa tutti i galleristi. Quindi un'arte vissuta in famiglia, quindi un tramandare di padre in figlio questa meravigliosa passione. Siamo nati in una maniera un po' strana e abituati in una maniera un po' strana. Mia madre, Santa Donna, dice sempre che a casa nostra prima erano appesi i quadri alle pareti e molti anni dopo è arrivato il salotto. È stata una situazione un po' strana, per cui il salotto c'era il tavolo sì per mangiare, ma non c'era il divano, non c'erano le poltrone, ma i quadri andavano dall'ultimo pezzettino alle pareti proprio fino al basso, è ancora così. Tu Lorenzo hai fatto tantissime mostre, tra l'altro ce n'è una che sta per arrivare, organizzata con l'associazione 18 Passi a Colroncon, quindi è il tuo, è la tua attività. È la prima volta che esponi in un contesto come questo? Questa è ovviamente la mia una domanda. Sì. E se sì, che cosa ti ha spinto, che cosa ti ha stuzzicato quando siamo venuti a farti la proposta a dirci di sì? Allora, innanzitutto sì, è vero, è la prima volta che espongo, anche perché non ho il carattere, non fa parte del mio mondo, il centro commerciale, devo ammetterlo, perché è un po' lontano dal mio. Però siccome si parlava di una galleria nuova in un posto prestigioso, so quante persone passano e via dicendo, non potevo assolutamente dire no, perché era un'occasione. Io ripeto, un amore viscerale verso mio padre, verso la mia famiglia, e ci sono 2 sorelle che vivono anche loro nel mondo dell'arte e via dicendo, per cui è una passione di famiglia. E ogni volta che cerchiamo, e dico cerchiamo perché loro sono come me portatrici di questo messaggio, di tornare
po' a far rivivere quello che era il mondo di mio papà, ci inorgoglisce e ovviamente è quello che è quello che vogliamo fare, perché il ricordo è lì che bussa. Grazie a Loris Lorenzo Gori che ci ha dato questa meravigliosa opportunità. Io vi ricordo che la mostra Novecento, gli artisti del Novecento friulano durerà ancora un mese e gli orari della mostra seguono gli orari del centro commerciale e vi aspettiamo per visitarla. Grazie a tutti, Grazie. Grazie per averci seguito. Grazie per avermi ospitato.